Allora ragazzi, una ricettinina, gatto di patate. Perché facciamo un gatto di patate oggi? Perché c'è tutto un po', di tutto un po' di prosciutto, un po' di mortadella, un po' di formaggio, un po' di questo, si mischia tutto nelle patate, si mette in forno e fuori esce un piatto, che altrimenti un piatto con tutti questi ingredienti che sono pochi, alla fine non lo riesci a fare. Quindi tanto vale la pena creare un piatto. Quindi andiamo a creare un piatto. Un formaggio, una pancetta, un po' di prosciutto cotto. Non lo so se è buono, vediamo un po'. Dopo lo sentiamo, un po' di mortadella. Mangiata così non fa piacere più. Abbiamo un po' di burro, abbiamo la scamorza, mettiamo la scamorza, una pancetta ci sta, la scamorza, parmigiano l'abbiamo preso, prendiamo un uovo ci sta, un po' di basilico ci sta, piccolino come uovo, ne mettiamo due, no? Proprio piccolino, un po' di latte ci sta, un po' di latte lo andiamo a mettere, stiamo facendo tutto secco. E adesso andiamo a prendere un po' di basilico sulla pianta, stiamo a metterci pure due baby bell, due baby bell a capo, si schiatta mai. Voilà, con tutti questi ingredienti che ci stanno facciamo un gatto. Diciamo che la mortadella non è più piacevole, il prosciutto non è più piacevole mangiarli così, il lardo affumicato, le patate le ho messe a bollire, prendiamo lo schiacciapatate, sale, pepe, dopo che va a ne cola, la vasa ne cola la va a pigliare, dopo la vasa ne cola la va a pigliare. Pecorino, ci sta pure il parmigiano, mi ci mettiamo pure il parmigiano, perché più roba ci mettete dentro e più viene gustoso. Dove il burro? Il melenzano toccata sta a metà, più buono. Faccio un conto, no. Voilà. Ora pigliamo le patate e schiacciamo qua dentro con schiacciapatate. Che vi volevo dare, le patate quando le bollite con una vaporiera oppure le fate in una pentola, fatene sempre molto di più. Perché prima di tutto perché dopo le potete anche friggere perché già avete dato la cottura, le potete fare a forno insieme a qualcosa perché già avete dato anche la cottura. Ma il fatto è che la patata così cotta nel frigorifero, logicamente coperta, dura veramente tantissimo tempo. Quindi vi conviene già prepararla e magari nella settimana dovete fare qualcosa a forno, voilà, tenete già le patate pronte. Voilà, allora abbiamo schiacciato le patate, adesso aggiungete un po' di sale e un po' di pepe. Ogni ingrediente deve essere amalgamato bene, quindi andate a mettere i pezzi di prosciutto e compagnia varia e girate bene. Andate a mettere i formaggi e girate bene. Andate a mettere il burro e girate, le uova e girate, il parmigiano e girate. Quindi ogni ingrediente deve amalgamarsi bene con... Non è che dovete stare di 3 ore per ogni ingrediente, però ogni ingrediente va amalgamato bene. Iniziamo sempre con il sale e pepe. Attenzione con il sale perché gli altri ingredienti sono sali. Ragazzi, arrivato a questo punto che abbiamo inserito tutti gli ingredienti, io vado a mettere una sola tazzina di latte perché altrimenti dopo sa troppo di latte. A noi il latte serve solo per dare
una morbidezza. Allora, arrivati a questo punto, che ancora devo inserire il parmigiano e il pecorino romano, se diviene troppo liquido, allora voi aggiungete i formaggi che tendono ad assorbire comunque il liquido in eccesso. Se casomai fosse troppo liquido, potete aggiungere del pangrattato, che lui assorbe praticamente i liquidi. Deve venire una bella crema però un po' più solida. Ovviamente non manca il prezzemolo, il basilico, se sono spezie che dovete metterle. Con l'impasto come si deve presentare: se fosse a voi troppo liquido, allora aggiungete un po' di pangrattato per farlo asciugare. Allora adesso dobbiamo accendere il nostro forno 40 minuti, 200 gradi, potete mettere anche il forno ventilato. Quindi prepariamo la nostra pirofila da forno. Voilà. Allora ragazzi, adesso andremo a mettere il pangrattato sopra. Abbiamo messo i pezzettini di burro, vedete, io perciò uso questi pezzettini di burro qui, proprio perché comunque la quantità è quella e finisce e va bene così. Quindi mettiamo adesso, dopo il burro, mettiamo un po' di pangrattato sopra, un po' di pepe, un po' di formaggio, parmigiano, quello che volete voi, e un po' di basilico. In forno 30 minuti per una quantità del genere, 30 minuti in forno a 200 gradi e va bene. 30 minuti, 200 gradi, 200, 210, fa niente. Voilà, quando vedete che la crosticina è diventata dorata, è pronto. A più tardi, ragazzi, guardate come sta venendo bello, bello e anche più gonfio, perché quando voi mettete quel poco di latte praticamente lo ammorbidisce, lo fa diventare come una nuvola. Ma ancora una decina di minuti. Voilà. Allora ragazzi, pronto, buonissimo da mangiare, primo, secondo, contorno. Questo è un piatto che vale per tutto perché è troppo calorico, quindi una bella porzione, magari un po' di pane vicino e stop. Ciao ciao a tutti, alla prossima, su ricette da sbaglio.